Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Buia e il Friuli intero in delirio per la locomotiva azzurra. Nella prova dell'inseguimento a squadre Jonathan Milan ha conquistato l'oro olimpico assieme ai compagni di squadra Ganna, Lamon e Consonni, battuti in finale i campioni del mondo in carica della Danimarca. Famiglia, compaesani e amici del ventenne si sono ritrovati questa mattina davanti al megaschermo alle 11:18. È partita la festa, a breve vi faremo vedere il servizio dedicato alla festa di Buia. Intanto proseguiamo con il nostro telegiornale perché il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è oggi in visita istituzionale in Friuli Venezia Giulia. Diversi gli appuntamenti programmati sul territorio ai quali partecipa assieme al presidente della regione Massimiliano Fedriga, l'assessore al lavoro Alessia Rosola. In prima tappa le acciaierie Bertoli Safau di Cargnacco, dove il ministro e il governatore sono arrivati in anticipo sulla tabella di marcia. Ci colleghiamo in diretta con Marco Pasquariello da Cargnacco per gli aggiornamenti. A te la linea, buongiorno. Buongiorno Alexis, buongiorno a chi ci segue da casa. Sì, siamo all'esterno del nuovo impianto, del nuovo stabilimento, nuovo laminatoio dell'ABS di Cargnacco, dove è atteso a momenti in realtà il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, che si sta trattenendo in questo momento all'interno del vecchio stabilimento ABS, dove è sede anche degli uffici. Poi tra poco dovrebbe appunto raggiungere il nuovo laminatoio inaugurato da poco più di 2 mesi. Doveva partecipare alla cerimonia di inaugurazione, non poteva essere presente per impegni a Roma. Ha mandato un videomessaggio nell'occasione sottolineando appunto l'importanza del nuovo laminatoio ABS Danieli, il treno vergella più grande d'Europa, importantissimo per spingere la transizione green della produzione dell'acciaio. Tra poco dovrebbe arrivare al punto il ministro dello sviluppo economico Giorgetti insieme al presidente della regione Massimiliano Fedriga e all'assessore Rosolen, oltre chiaramente ai vertici di ABS e Danieli. Lo accompagneranno in questo tour guidato all'interno del nuovo stabilimento, il nuovo laminatoio che ricordiamo è stato inaugurato l'8 giugno di quest'anno, con appunto anche un videomessaggio del ministro che adesso avrà l'opportunità di vederlo dal vivo. Alex, ci collegheremo con te tra poco appena sarà qui il ministro. Basti per questo collegamento in diretta. Ritorniamo alla notizia d'apertura, l'oro olimpico di Jonathan Milan, e andiamo a sentire le parole della mamma, l'emozione e la gioia della mamma di Jonathan, nell'intervista di Francesca Spangaro. Il cuore di mamma con un sorriso gigante, è oro, se ne sta rendendo conto? Ce ne stiamo rendendo conto un po' alla volta, ci speravamo. Sapevamo che avevano lavorato parecchio, era tanti mesi che Jonathan era più il tempo che era via da casa che non quello che era assieme a noi, però eravamo vicini a lui e alla sua preparazione per questo grande obiettivo, il partecipare alle Olimpiadi, e lui ci ha messo sempre tutto il suo massimo dell'impegno per poter arrivare preparato. E ci aveva detto: io darò il massimo di me stesso, quello che faremo, e noi lo sapevamo, che lui avrebbe, qualsiasi risultato sarebbe stato ottenuto con il suo massimo impegno. Oggi è andata così e ce la ricorderemo per sempre questa giornata. Come sono andati questi giorni? Perché poi vi siete ritrovati qua, ci sono state le gare, insomma, eliminatorie, poi le semifinali eccetera, e quindi come l'avete vissuto? Avete dormito ieri notte? Quando l'avete sentito l'ultima volta? Allora, l'abbiamo sentito ieri, perché casualmente tutte e due le giornate che eravamo qua assieme con il paese a guardare la gara, lui ci ha fatto una videochiamata, ha chiamato me insomma per chiedermi come stavamo e ovviamente per sentire com'era stata la sua gara, e quindi le uniche videochiamate sono state proprio qua. Del resto grandi messaggi, noi abbiamo cercato di lasciarlo per conto suo, insomma, ma ci teneva sempre aggiornati sulla sua condizione fisica, ci diceva che stava bene, che era contento, le foto che ci mandava parlavano. Cosa gli scriverà adesso? Ma allora, questa volta lo provo a chiamare e se lo disturbo non importa, perché merita i complimenti a voce. Siamo alla cronaca. Arrestati in Romania, affidati alle autorità italiane, gli ultimi 2 componenti della banda delle Ruspe, che l'autunno scorso ha preso di mira diversi distributori di carburante causando danni per migliaia di euro.
La Polizia di Stato di Pordenone ha definitivamente chiuso il cerchio sulla banda transnazionale specializzata negli assalti con le ruspe ai danni dei distributori di carburante che lo scorso inverno aveva imperversato con colpi commessi in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna. Per 2 dei 4 componenti del gruppo criminale rintracciati e arrestati in Romania si sono concluse le procedure per l'estradizione in Italia. Consegnato oggi con un volo dell'aeronautica militare proveniente da Bucarest all'aeroporto di Roma Ciampino il 22enne che nella banda aveva il ruolo di autista transfrontaliero degli altri 3 complici. Il giovane è stato portato nella casa circondariale di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria pordenonese. L'altro componente del sodalizio criminoso, un 24enne, anche lui arrestato in Romania, estradato il 10 giugno scorso e giunto allo scalo aereo di Roma Fiumicino, è stato consegnato ai poliziotti italiani che lo hanno condotto nella casa circondariale di Prato. Usando grosse ruspe, la banda sradicava le colonnine di erogazione self-service, rubando poi il denaro contenuto all'interno. Sono stati accertati profitti per decine di migliaia di euro, ingenti i danni per i titolari dei distributori di carburante, costretti a bloccare l'attività lavorativa per diverso tempo, fino al ripristino degli impianti di erogazione. Un uomo di 50 anni di Udine, cittadino romeno, è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale accaduto alle 2 di oggi in via Basaldella a Campoformido. Era in sella una moto BMW quando, per causa del vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo della 2 ruote ed è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza che l'hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine. Per lui la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco. Incidente questa mattina presto lungo l'autostrada A4 all'altezza di Pocenia in direzione Venezia. Per causa del vaglio della polizia stradale si sono scontrati una vettura e un mezzo pesante. Il conducente dell'auto è rimasto gravemente ferito, è stato soccorso dal personale medico inviato dalla Sores che ha disposto anche l'intervento dell'elicottero. La persona è stata intubata e trasportata in volo al Cattinara di Trieste. Sul posto il personale di Autovie Venete e i vigili del fuoco, tutti coordinati dal COA di Udine. Si sono nascosti in un container e così da Sarajevo hanno raggiunto l'Italia. 3 migranti sono stati trovati ieri sera dalla Polizia di Stato nella zona dell'interporto di Pordenone dopo l'allarme lanciato da un camionista. Ha udito strani rumori provenire dal container del suo mezzo pesante. Così un autotrasportatore cittadino bosniaco ha chiamato la Polizia di Stato. Era appena arrivato ieri sera alla dogana della zona interporto di Pordenone. Sul posto sono stati inviati subito precauzionalmente anche i sanitari, immaginando che vi fossero delle persone chiuse all'interno in difficoltà. Aperto il container sono stati trovati 3 giovani magrebini in buono stato di salute ma senza documenti, tra i 20 e i 26 anni. Il mezzo pesante era partito il 3 agosto da Sarajevo e trasportava merce destinata a un'impresa di San Vito al Tagliamento. I 3 migranti hanno detto che dal 2017 avevano tentato di raggiungere l'Italia attraverso la rotta balcanica dalla Turchia, venendo più volte respinti al confine turco e al confine croato, fino a quando tra lunedì e martedì scorsi sono riusciti a salire di nascosto nel container, raggiungendo così Pordenone. Hanno richiesto aiuto e sono stati affidati al personale della Croce Rossa, avviati a triage e quarantena fiduciaria. Convocazione per i supplenti online sul sito del MIUR anziché in presenza, con l'obiettivo di arrivare alle nomine annuali delle graduatorie provinciali scolastiche auspicabilmente entro il 31 agosto. È quanto ha preannunciato oggi Daniela Beltrame, direttrice dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, all'indomani del tavolo regionale da lei stessa convocato e svoltosi con la regione e i sindacati sul tema della ripartenza della scuola in Friuli Venezia Giulia. L'anno scorso molte delle numerose convocazioni in presenza svolte in Regione per l'assegnazione ai docenti delle supplenze annuali sono andate deserte o quasi, ha spiegato Beltrame. Dunque quest'anno tutto si svolgerà attraverso un nuovo sistema informativo messo a punto dal Ministero, per l'utilizzo del quale stiamo attendendo a stretto giro una circolare. Beltrame ha suggerito a tutti gli aspiranti supplenti di inserirsi online, come indicheranno le istruzioni, attraverso un format che consentirà loro di esprimere le preferenze rispetto a classi di concorso
corso e sedi in modo efficace e completo, incrociando tutti i dati, e si è impegnata a comunicare le modalità di inserimento obbligatorie, pena l'esclusione, anche attraverso il sito dell'ufficio scolastico regionale. La direttrice ha poi espresso la propria soddisfazione: siamo riusciti ad anticipare le immissioni in ruolo dei docenti di un mese rispetto all'anno scorso. Quanto all'esito del tavolo con la Regione e i sindacati, Beltrame ha dichiarato di essere soddisfatta sia per la disponibilità alla piena collaborazione manifestata dalla Regione, sia per l'impegno dichiarato dai dirigenti scolastici a intensificare la campagna vaccinale tra i giovani, che attualmente rappresentano la fascia della popolazione più esposta e che va maggiormente sensibilizzata. Ed ora andiamo a Udine. Verrà riqualificato e diventerà il punto di riferimento dei campioni di atletica. Si tratta dell'impianto sportivo Dal Dan di Paderno per un investimento di 645.000 euro, un cronoprogramma che prevede tempi di realizzazione entro 6 mesi. Dettagli con il vice sindaco Loris Michelini. Vice Sindaco Michelini, riqualificate questo impianto che diventerà d'eccellenza soprattutto per l'atletica. Andiamo a spendere quadro economico di 645.000 euro e andiamo a rifare completamente le corsie di atletica con materiale di un certo tipo che servirà molto per gli allenamenti, soprattutto per i grandi campioni. Qui possono allenarsi senza farsi male. Ricordiamoci che il problema di chi fa atletica è anche quei piccoli microlesioni che sono dettate anche dalla tipologia del materiale che si usano negli impianti. Questo sarà un materiale d'avanguardia approvato dalla Federazione Italiana di Atletica. Oltre alle 6 corsie ci saranno anche il rifacimento di quelle corsie per il salto in lungo e triplo. Inoltre anche ci sarà una terza corsia che viene aggiunta per gli ipovedenti e in parte laggiù ci sarà anche il rifacimento completo del salto con l'asta, con le fosse rimesse a nuovo e rifatte. Anche il materiale drenante, proprio perché deve consentire a certe normative, verrà rifatto completamente. Inoltre ci sarà anche la nuova fossa per il lancio del disco, del peso e del martello, e rifatto anche la parte del salto in alto, dove praticamente noi abbiamo una tradizione qui che è storica. Quindi viene rifatto questo impianto con tutte le norme che la Federazione ha dato e sarà un intervento veramente qualificante. Ritorniamo in diretta dalla BS di Cargnacco con il nostro Marco Pasquariello. A te la linea. Sì, Alexi, siamo ancora qui in attesa del ministro Giorgetti, non è ancora arrivato, si sta ancora trattenendo all'interno degli uffici dell'ABS, da dove poi partirà per appunto raggiungere il nuovo laminatoio che è qui alle mie spalle. Questo è l'ingresso che tra poco varcherà il ministro Giorgetti. Ricordo rapidamente giusto gli altri appuntamenti che attendono il ministro Giorgetti in regione, perché a Trieste alle 15 andrà ad Ara Science Park e poi alle 16:30 visiterà la Saipem per poi tornare verso Roma. A questo punto noi siamo ancora in attesa appunto del ministro e ti ridò la linea in attesa che arrivi e poi ci ricollegheremo nel corso da voi la linea. Grazie Marco Pasquariello. Io vi ricordo l'oro olimpico conquistato da Jonathan Mila nella prova dell'inseguimento a squadra assieme ai compagni di squadra Ganna, Lamon e Consonni, battuti in finale i campioni del mondo in carico della Danimarca. Grande festa buia che vi proporremo tra poco. A da voi la linea. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.